Sono la preside del Liceo Majorana e sono onorata quest'oggi di aver avuto ospiti Carlos Palma di Living Peace International, rappresentante dell'AMU. Oggi la scuola è stata insignita ambasciata di pace ed è una responsabilità di non poco conto. Questo è qualcosa che è l'inizio, non la fine e la conclusione di un percorso, ma l'inizio di un percorso che ci impegna ancora di più a fare della nostra mission la pace e promuovere nella società in cui la scuola sicuramente si inserisce occasioni di pace, di bene, di benessere per i propri alunni, ma anche per la più vasta comunità. Quindi è una grande soddisfazione che premia i docenti che hanno lanciato questa progettualità che si iscrive nel service learning, che vuol dire fare di ciò che si sa del proprio meglio per servire la propria comunità e attraverso azioni di pace, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Quindi grande onore, grande felicità e spero che questo riconoscimento sia un evento moltiplicatore tra tanti anche nella comunità scolastica catanese e siciliana, come già di fatto esistono altre 2 scuole. In questa giornata altre 2 scuole, oltre alla nostra, nel mondo sono state insignite grazie a quanto hanno fatto, hanno operato per la pace e per la promozione della pace. Questo impegno sarà sicuramente il nostro futuro impegno.